grazie ai gentili ospiti, giusti relatori di cui avremo modo di apprezzare competenze e conoscenze e condividerle in un modo democratico. Credo sia. Di cui appunto avremo modo di apprezzare conoscenze e competenze e confrontarci in quello che è appunto un dibattito. La nostra comunità è abituata a svolgere anche su questo tipo di tematiche perché effettivamente è una comunità aperta ad affrontare temi di questo tipo. Però prima di iniziare con la serata, se mi consentite, vorrei che dedicassimo un minuto di raccoglimento per esprimere anche da parte di questa comunità la vicinanza e la solidarietà alle famiglie che sono state colpite dalla morte di congiunti per atti di vile terrorismo, per le conseguenze di attacchi bellici, vittime di violenze anche in queste ore, non si vorrebbe mai. Purtroppo quest'anno è stato un anno particolarmente tragico. Noi siamo tutti ispirati da un senso di umanità che ci porta a considerare le vittime giovani, uomini, donne, anziani, bambini, vittime inermi, incolpevoli, a cui vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza, tutta la nostra fraternità.